Hola esploratori, era una notte buia e tempestosa, e lo era per davvero. Mentre la prima volta che siamo stati su Aragogna pioveva in diurna, questa volta in notturna è venuta giù l'ira di Dio. Cosa dobbiamo fare? Purtroppo evidentemente il destino di ogni volta che stiamo su Aragogna viene l'ira di Dio. Non siamo riusciti a fare alcune parti del castello proprio perché erano in esterna, per cui col tempo che c'era era impossibile. Siamo riusciti a riprendere le parti che avevamo già fatto in diurna, sperando anche questa volta di essere riusciti a prendere qualcosa di sostanzioso e di bello, come nel primo video, nei primi video anzi, se non ricordo male, nella terza parte del castello di Ragogna siamo riusciti a prendere una mano in movimento che si formava da un raggio bianco che andava da sinistra verso destra. Se volete vederlo, andate indietro nella playlist e troverete il video appunto del castello di Ragogna parte terza. Poco più avanti, adesso non mi ricordo a che minuti, c'è questa parte in cui io appoggio la telecamera sul tavolo in cui ci sono le cucine e si vede questo raggio che si trasforma in una mano e che da sinistra va verso destra. Detto questo, vi ricordo di iscrivervi al canale, accendere la campanella, se volete mettete un mi piace e ricordatevi di mettere le cuffiette per ascoltare meglio gli EVP e il risultato. Detto questo, buona visione. Usiamo questo qua. Ricordiamoci però di portarlo via dopo, se no lascio fare questa roba qua. E dalle analisi mi risulta che dentro quella prigione lì ci sono state delle donne, una giovane e una vecchia, e si parlava addirittura di violenze sessuali, perché in una delle parti, se hai sentito, parla di, adesso non mi ricordo se dice violenze o abusi, mi pare che parla di abusi, non mi ricordo più. Tu di quella roba lì non sai niente? No, noi sappiamo di una donna che è scomparsa, e dopo hanno mandato un cane a cercare, questa donna è scomparsa anche il cane. Dopo quello che si dice più, tutta la leggenda, insomma. Sì, perché ecco qua che c'è qualcosa. Aspetta, porca miseria. Eccolo. Dove sei? Toccalo. Lo so che ci sei, l'hai toccato già. Torna a toccarlo, dai, tocca questo. Grazie, sei un amore grande. Lo fai di nuovo, per piacere, per darci la certezza che sei tu e non è un errore. Dai, per piacere. Dai. Perché poi rimane il dubbio, hai capito? No, vedi, non sei tu. Perfetto, grazie, siete dei grandi. Adesso andiamo giù, mi dai il permesso di andare? Comunque sento i brividi, è qua. Fallo accendere di nuovo se ci dai il permesso di venire giù. Ti dispiace? Se ti dispiace non lo accendi. Dai, se hai il piacere che veniamo giù, accendilo. Me lo accendi se vuoi che veniamo giù? Per piacere, dai. Quindi non vuoi che vengo giù? E io ci vengo lo stesso, però sono venuta qua apposta. Dai, mi dai il via? No? Vabbè, vengo giù lo stesso comunque, mi dispiace, ma sono venuta qua apposta. Allora, qua l'altra volta abbiamo sentito, qua su questa zona qua è cominciato ad accendersi. No, lascia spento. Ah sì? Sì. Dai, per piacere, tanto noi abbiamo la telecamera infrarossi, quindi aspetta un attimo però, che non mi ricordo se ho acceso, infatti non ho acceso. Ok, allora, c'è nessuno qui? Per favore, mi
fai accendere questo strumento che ho in mano? O altrimenti parla nel microfono che ho in mano qua o nel microfono della telecamera. Però se tu mi accendi anche questo non è male. Giovanni, se vuoi venire, vieni, non ha problema. No. Basta che quando noi registriamo non parli e non ti muovi. Nel senso, dopo ti dico. Qua è proprio dove c'erano le prigioni. Vedi qua, mi diceva il volontario l'altra volta, Gilberto, che c'era praticamente un'entrata, qua sopra era basso, quindi dovevano stare anche bassi. E dentro di lì c'erano queste prigioni e probabilmente diceva anche ipotizzano che ci fossero delle celle di tortura, insomma. E anche qua abbiamo sentito un po' di cose. Per favore, mi fai accendere questo strumento? Guarda, te lo appoggio qua come l'altra volta. Eccolo! No, forse sono io che l'ho battuto. Aspetta un attimo. Guarda, te l'ho messo lì così non ce l'ho in mano io. Lo muovi per cortesia. Cioè, lo tocchi per cortesia. Sai cosa abbiamo dimenticato? La spirit box. Allora, facciamo così. Io adesso vado a prendere la spirit box. Nel mentre io vado a prendere la spirit box, tu mi fai la cortesia di parlare dentro questo strumento. Giovanni, mi fai una cortesia? Sì. Me lo terresti in mano? Come? Mi tieni anche questi perché sono collegati, poi se vuoi metterli su lo posso dire, così senti lo dico. Vado a prendere la spirit box. Adesso c'è un piccolo problema logistico. Si spenge? No, non lo so. Non ci posso credere, perché la titteria era nuova. Sì? Sì. Ah, aspetta un attimo, torno su. Io ce l'ho quelle di ricambio, mi fai subito.
Qualcuno qui? Mi rispondi per favore? Io sento al di fuori del qua sento un murmurio. È una donna. Mi dici come ti chiami per favore? Io mi chiamo Lina, tu come ti chiami? Mi dici come ti chiami? Dillo forte e chiaro, per cortesia. Non parlate, per piacere. Ti ricordi di me? O vi ricordate di me? Sono già stata qui. Dai, su quella del Re, se si ricordate. Ah, ti ricordi? Adesso stai arrivando, ti sento. Mi dici come ti chiami? Non me l'hai detto l'altra volta. Mi racconti la tua storia come l'altra volta. Guarda che non ci facciamo del male, noi non siamo venuti qua per farti del male. Vogliamo solo sapere la tua storia, ci racconti? Per favore. Dai. Non so che ci sei, ti ho sentito. In quanti siete qua? Dai, facciamo una cosa seria.